A portarla all'ospedale, già priva di segnali di vita, sono stati disperati. I genitori, mamma e papà, giunti questa mattina all'ospedale di Oderzo con la loro bimba di 4 mesi tra le braccia. I medici, anestesista, rianimatore e pediatra, hanno tentato di tutto per cercare di salvare la vita della piccina. La bimba, nata in quello stesso ospedale lo scorso 10 febbraio, è stata a lungo sottoposta alle manovre rianimatorie, purtroppo senza esito. Il cuore della neonata non ha più ripreso a battere. Cosa abbia causato la morte della bambina verrà stabilito da ulteriori accertamenti diagnostici. L'ipotesi ritenuta al momento più probabile da parte dell'azienda sanitaria è che si tratti della cosiddetta morte in culla, il decesso improvviso ed imprevedibile che rappresenta una delle principali cause di morte dei bambini nel primo anno di vita. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente ad Oderzo. L'amministrazione comunale, così come l'ULSS 2, si stringono alla famiglia in questo momento di enorme dolore.